Bruno, ho paura di pronunciarlo malissimo, ma in realtà questo si chiama Bora Bora. Ho azzeccato? Perfetto, perfetto. Non è la famosa località, appunto, come dicevamo, però è famosissimo all'interno appunto del mondo gremiale ed è l'elemento che compare sul candeliere. Questo è in scala ovviamente originale, è stato appunto utilizzato, sempre appunto concesso dal gremio dei Massai, e quindi questo è un elemento caratteristico. Tutti i bambini di Sassari conoscono lo Bora Bora. E sono benedetti, si danno, insomma si regalano, alcuni ne fanno anche collezioni, abbiamo anche Bora Bora che risalgono a una cinquantina, sessantina, settantina di anni fa, ben custoditi, perché è un elemento che, diciamo così, riempie un po' l'aria di casa, perché ricordiamoci che i gremi prima di tutto sono delle famiglie che fanno sì che questa tradizione va avanti, e le donne sono in un ruolo importantissimo anche nella composizione di Bora Bora. Abbiamo famiglie che di generazione praticamente accudine a Rugandarieri e accudini a Rasanta o a Rusanto patrono insomma di quel momento. E in questo caso per esempio qui abbiamo appunto una spada che ha una certa storicità nella famiglia, parliamo dei Polo, dei Massai, e nella fattispecie questa insomma mi è stata data dal ragazzo di adesso, insomma da Gianni, ma in realtà c'è il padre ancora oggi, Tore, ma c'è stato anche il padre di Tore e anche il fratello del padre, quindi insomma parliamo del padre e dello zio, e parliamo degli anni intorno al 1900, 1910, 1920. Ecco, però in realtà questi elementi, spada, guanti, papillon, cappello, fanno parte dell'abbigliamento non di chi porta il candeliere, ma di chi l'accompagna, giusto? No, proprio insomma, del gremio, cioè ovviamente della corporazione che è insomma, padrona di questa tradizione e che quindi possiede anche il candeliere. Certamente non sono divise che riguardano i portatori o il capocandeliere. Ovviamente abbiamo anche insomma, la giacca, le camicie, di gremio in gremio c'è anche qualche differenza. In realtà questo, vedete appunto il papillon, perché i Massai oggi, come qualche altro gremio, mantiene il frac, no? Perché appunto la moda poi dell'Ottocento, la signorilità di quei momenti, quei gremi erano anche così ancora in vista, e quindi la moda ha cambiato questo. Abbiamo, e questo bisogna dirlo, una menzione per il gremio degli ortolani e il gremio dei viandanti, che hanno mantenuto una certa storicità con la divisa spagnolesca, cioè con quel retaggio antico ancora del 600 e ancora dei primi del 700, dove comunque Sassari spagnola manteneva questa caratteristica.